Stefano Fellini, l'azienda agricola viene fondata negli anni 50 da papà, che è stato il primo in Italia a usufruire della legge sulla piccola proprietà contadina, riscattando il fondo su cui era un mezzadro, e il 72 inizia l'attività di allevamento dei suini. Una tipica azienda familiare che cresce pian piano, reinveste i propri guadagni in azienda, ampliandosi al discorso della campagna che dell'allevamento. Il grosso cambiamento parte nel 2010 con il raddoppio di quello che è l'allevamento che fa parte del circuito di Parma e San Daniele, circa 900 scroffe a ciclo aperto, quindi andiamo a produrre i lattoni per il circuito Parma e San Daniele. L'azienda è sempre stata attenta a quello che è il suo impatto ambientale, perché qua sorgiamo a una distanza di circa 1,5 km dalla spiaggia del lago di Garda. È una realtà abbastanza atipica per l'allevamento dei suini. L'azienda 10 anni fa, con il primo conto energia, piazza 400 pannelli fotovoltaici per l'autoconsumo di energia elettrica, e di fatto è il più grosso impianto del Veneto nel 2008, il primo grosso impianto industriale di fotovoltaico. Da lì poi si è investito sia sull'autoproduzione di energia termica con delle caldaie a biomassa, e 15 anni fa comincia la sperimentazione con l'uso di microorganismi effettivi che vanno a aumentare il benessere degli animali e vanno a soppiantare quello che è l'uso degli antibiotici e di tutta la serie di disinfettanti chimici. Gran parte dei fondi PSR sono stati investiti per finanziare un'idea che è stata quella del totale impatto zero sull'ambiente, perché una delle grosse problematiche degli allevamenti intensivi è lo smaltimento dei reflui. A oggi noi possiamo dire che con una nostra idea, che possiamo riassumere in fitodepurazione, ma è un qualcosa di più complesso, trasformiamo 45 metri cubi giorno di reflui suini in acqua che dedichiamo all'irrigazione, quindi andiamo anche a togliere quello che è l'impatto dei pozzi per prelevare acqua in falda. Utilizziamo tutto quello che è in azienda. PSR Veneto ti dà la possibilità di approcciarti alle nuove tecnologie, alle nuove idee in modo diverso, possiamo dire meno ansioso. Un aiuto economico, se meritevole, può spronarti a realizzare un qualcosa di nuovo che può essere utile sia in azienda sia per le altre aziende negli anni successivi, magari usando ancora il PSR. Il benessere animale, al di là del concetto etico, diventa un modo per migliorare la vita di tutti, non soltanto degli animali.